Mentre annuncia che tra qualche giorno presenterà a Roma il conto dei danni causati in Veneto dal maltempo degli ultimi giorni, il governatore Luca Zaia risponde anche al sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, che si è detto stanco di dover continuare a far pagare i cittadini per colpe non sue. Per l'ennesima volta la spiaggia di Cortellazzo infatti si è ricoperta di legni e rifiuti provenienti da altre zone. Nel 2010 è accaduta la stessa cosa, ci spiace, anche quello è un'emergenza che affronteremo, ma non è che li sono telecomandati, gli sono stati mandati da qualcuno, arrivano giù grazie alla corrente, che è la stessa corrente che porta l'acqua a mare, che comunque noi sappiamo che funziona così. La vera tragedia di quei detriti, oltre ai costi da spostare, è rappresentata dal fatto che quei detriti, quegli alberi che magari nei boschi sono alberi da rispettare, quando arrivano in spiaggia a Jesolo sono rifiuti, li dobbiamo portare in discarica, perché anche lì una legge idiota ci impone di portarli in discarica. Così non può funzionare. Comunque la priorità è quella di recuperare tutte le situazioni. Ci vogliono ovviamente risorse, quelle risorse che ho chiesto a Letta. Risorse che ora il Veneto vuole. I danni stimati infatti si aggirano attorno ai 500 milioni di euro e Zaia li pretende, lanciando un messaggio chiaro anche a chi cerca risposte solo nella regione. Noi abbiamo sempre fatto l'impossibile, ma si sappia che il nemico non è a Venezia, il nemico è a Roma.